gatto. Venezia non sarà inserita nella blacklist dell'UNESCO, l'annuncio del ministro della cultura Alberto Bonisoli, ma resta aperta la gestione delle grandi navi. E sul futuro della crocieristica in laguna l'assessore ai trasporti De Berti incalza il ministro Toninelli e in carica da un anno inizia a confrontarsi con le istituzioni. Continuano le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente nautico costato la vita ad una dodicenne. Oggi l'autopsia, arrivati i primi risultati delle verifiche sul motoscafo. La Guardia di Finanza di Venezia ha chiuso 14 impianti produttivi delle vetrerie di Murano al termine di un'indagine sulla qualità dell'aria coordinata dalla Procura della Repubblica. Prima i veneziani, si potrebbe sintetizzare così il nuovo corso di assegnazioni di alloggi pubblici che garantisce più punti in graduatoria a chi abita già in laguna da parecchi anni. Svolta nelle indagini sui disordini del G7 di Torino, c'è anche un giovane veneziano tra i 17 destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale per gli scontri del settembre 2017. Un 37enne di nazionalità rumena è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di strangolare l'ex moglie. Erano in vacanza a Caorle assieme ai loro 2 figli minori. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli. Buone notizie, Venezia era in pericolo ma non sarà inserita nella blacklist. L'annuncio su Twitter del ministro alla cultura Alberto Bonisoli, che precisa la decisione a Baku nel corso della riunione per discutere di declassamento dei siti. Noi continua poi su Facebook il ministro della cultura: stiamo continuando a lavorare per portare le grandi navi fuori da Venezia. Diversi mesi fa il MIBAC ha posto il vincolo di interesse culturale al bacino e al canale di San Marco, al canale della Giudecca e al canale Grande, vincoli contro i quali il comune ha fatto ricorso. Io ieri ho scritto ai colleghi Sergio Costa e Danilo Toninelli per istituire una commissione tecnica che stabilisca i parametri sulla circolazione dei natanti nei canali sottoposti a vincolo. Il ministro Toninelli perde tempo ed evita il confronto con le istituzioni. Sul tema grandi navi a Venezia non usa giri di parole l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che punta il dito sull'atteggiamento dell'esponente del governo. Quello che noi imputiamo al ministro Toninelli è quello di allungare il brodo con tutti i mezzi e gli strumenti in suo possesso. Passato il clamore del disastro sfiorato sul canale della Giudecca, passati scontri, dibattiti e manifestazioni, il tema grandi navi a Venezia sembra tornare gradualmente in quel cono d'ombra dal quale da anni riemerge sporadicamente per essere poi riaccantonato fino alla prossima polemica. Le secche su cui si è arenato questa volta tracciano un solco profondo tra il Ministero delle Infrastrutture, che punta sulla deviazione della crocieristica a Chioggia o al Lido, e Comune e Regione, che puntano invece su Marghera. Il ministro Toninelli è al governo da un anno, il dossier delle grandi navi è sulla sua scrivania dal primo giorno in cui si è insediato e fisicamente li ho anche visti girare. Sono 2 paginette, come ha detto lui, per quello che riguarda Marghera. No, sono faldoni, ma guardate che sono tutta la documentazione relativa alle grandi navi che è stata trasmessa al Ministero per il Comitatone, è online. E non sono 2 paginette, perché se uno si collega online anche dal sito del porto scarica, non so se sono tra le 300 e le 400 pagine. E proprio attenendosi a quella documentazione, De Berti vorrebbe che si procedesse confrontandosi in ambito istituzionale, attraverso quel comitatone di cui da Venezia si chiede a gran voce la convocazione al ministro. Toninelli ha invece paventato una consultazione popolare a carattere locale per scegliere tra Lido e Chioggia, escludendo quindi la soluzione che proprio il Comitatone aveva individuato nel 2017, Marghera. C'è un intervento minimale da fare, 1,8 milioni di metri cubi di fanghi da asportare dal Vittorio Emanuele. Per il ministro sono un problema, ma mi parlano di asportare 7 milioni di metri cubi da Chioggia e fino a prova contraria Chioggia è in laguna. Continuiamo ora con la cronaca. A Venezia continuano le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente in cui domenica pomeriggio ha perso la vita una dodicenne che viaggiava in motoscafo con il papà.
L'autopsia disposta dalla Procura di Venezia sul corpo della dodicenne deceduta domenica in un incidente nautico nei pressi di Sant'Erasmo potrebbe aiutare a chiarire la dinamica del sinistro. Le prime verifiche tecniche effettuate dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto sul motoscafo del padre, Roberto Piva, hanno evidenziato un problema nel meccanismo di collegamento del timone, ma non è possibile stabilire se il guasto sia la causa o l'effetto dell'incidente. Una nuova perizia potrebbe però se non altro chiarire quale fosse la velocità dell'imbarcazione al momento dell'impatto con la briccola. Contemporaneamente gli inquirenti stanno raccogliendo altre testimonianze. Roberto Piva, peraltro, contattato giorni fa dalla redazione, si era già definito l'unico responsabile dell'incidente. Ho permesso a Cecilia di sedersi a prua senza prevedere le possibili conseguenze. Parole di un papà che non si dà pace e che fino all'ultimo ha tentato di salvare la vita della figlia. Quella di Cecilia è l'ennesima tragedia che si verifica in laguna, dove in poco meno di un anno si erano già contate 6 vittime. Non è possibile che una bambina perda la vita per una stupidata, perché posso dire a volte noi consigliamo, mi sono trovato spesse volte a dover accostare qualche imbarcazione che aveva appunto, come è successo e succede, i bambini con le braccia sulle battagliole e i piedini fuori, le gambe fuori, e ripeto continuamente: guardate che se succede qualche cosa i piedi e le braccia li troviamo in acqua. Devo dire una cosa, mi dispiace averlo detto, però è stata foriera probabilmente di una disgrazia che ha rispettato puntualmente la previsione che avevo fatto. Ed ora il tema dell'autonomia, con i commenti dopo la prima vera riunione di tutti i ministri per definire la bozza da presentare alle regioni, e come sempre lati positivi e negativi sulle prime decisioni che cerchiamo di chiarire nel prossimo servizio. Il Consiglio dei Ministri dovrà approvare un'intesa che poi dovrà essere sottoposta alle regioni, perché le regioni che sono protagoniste devono dire sì o no, e poi il Parlamento potrà discutere. E di questo percorso sull'autonomia del Veneto da ieri sera si può dire che è stato fatto un primo passo ufficiale, ovvero che l'intero governo si è riunito per definire la proposta da fare alle regioni. Al termine del Consiglio a Palazzo Chigi inevitabili i commenti tra chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi invece è mezzo vuoto. Tra i primi c'è il governatore del Veneto Luca Zaia, che in viaggio verso Baku per la proclamazione delle colline del Prosecco, nuovo sito del patrimonio UNESCO, sottolinea il fatto più evidente ma anche meno scontato di questa fase. Voglio ricordare che fino a qualche anno fa si diceva che l'autonomia era un'utopia. Adesso abbiamo un Presidente del Consiglio dei Ministri che avoca a sé la pratica e porta tutti i ministri a discutere. E già da ieri la discussione si è concentrata su due nodi fondamentali, ovvero competenze e soprattutto risorse finanziarie. Sulle prime ci sono dubbi dei ministri pentastellati, convinti che cedere 23 materie alle regioni significhi essere fuori dalla Costituzione e spaccare in due l'Italia, con un centro-sud condannato alla Serie B a fronte di un nord sempre più vicino, se non addirittura in fase di sorpasso economico, con realtà tipo la Baviera. Irremovibile su questo punto il governatore del Veneto. Nessuno ci può dire che il nostro progetto sia assolutamente incostituzionale e illegale. Chiediamo esattamente quello che la legge ci concede di chiedere, 23 materie. L'altro nodo è quello economico, con l'accordo di massima che prevede di adottare in prima fase i costi storici, ovvero quanto ad oggi lo Stato spende per i cittadini del Veneto, e successivamente di arrivare ai costi standard, ovvero a quanto si dovrebbe spendere per garantire in tutta Italia lo stesso servizio. E qui, dopo 3 ore, il Consiglio si è sciolto per darsi appuntamento a lunedì dalle 13. Ma che la riunione di ieri abbia mosso qualcosa lo dimostrano le reazioni dei governatori di Emilia-Romagna e Lombardia, sempre più impazienti di chiudere l'accordo con Roma, mentre il ministro del Sud, Barbara Liezzi, ribadisce la sua contrarietà per un provvedimento che favorirà 3 regioni a discapito delle altre, fino ad arrivare a diverse testate del Meridione, che denunciano la volontà di secessione del Veneto mascherata da autonomia. Tutti i segnali che, secondo il governatore Zaia, indicano come si stia percorrendo la strada giusta. Siamo pronti per la partita, spero che alla prossima riunione ci dia modo di chiudere questa fase, che è la fase nella quale il governo, il Consiglio dei Ministri, elabora la sua proposta da fare alle regioni. Poi la vedremo. Ovviamente io non firmerò, proprio per il rispetto che ho per i veneti, accordi a ribasso. Non esiste che 2.328.000 veneti siano andati a votare per trovarsi un accordo a ribasso. La Guardia di Finanza di Venezia ha chiuso 14 impianti produttivi delle vetrerie di Murano al termine di un'indagine sulla qualità dell'aria iniziata nel 2018 e coordinata dalla Procura della Repubblica.
14 impianti produttivi delle vetrerie di Murano sono stati chiusi dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia al termine di una serie di controlli avviati nel 2018 a tutela della salute pubblica ed in particolare della qualità dell'aria. 19 persone sono state denunciate per violazioni alla normativa ambientale. 4 aree adibite a deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, che si estendevano per oltre 11.000 metri quadrati, sono state poste sotto sequestro. Complessivamente sono stati controllati 89 impianti produttivi, i 14 chiusi non erano autorizzati alle emissioni in atmosfera. L'indagine, iniziata con uno studio sugli insediamenti presenti sul territorio, il loro ciclo produttivo e relative autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, si è poi sviluppata con controlli sul campo che hanno portato al sequestro di più di 27 kg di cadmio irregolarmente detenuto e 15,5 kg di rifiuti speciali e pericolosi non regolarmente avviati a smaltimento. Sono state anche erogate sanzioni amministrative per oltre 21.000 euro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza assieme ai tecnici del Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolitana, ARPA Veneto, ULSS ed Agenzia delle Dogane, coordinati dalla Procura della Repubblica. Obbligo di firma per un veneziano identificato tra il gruppo di antagonisti contrari al G7 di Torino. La misura cautelare è relativa ai disordini avvenuti nel settembre 2017. Svolta a sorpresa nelle indagini dopo i disordini al G7 di Torino. C'è anche un giovane veneziano, Jacopo Povorato, tra i 17 destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale per gli scontri scoppiati nel settembre 2017 al G7 nella città dell'Amore. La notizia è stata ufficializzata in mattinata. A poco meno di 2 anni dalla vicenda, dunque, l'inchiesta coordinata dall'autorità giudiziaria piemontese per cercare di risalire ai responsabili di quei disordini arriva a questo primo risultato. Povorato è stato identificato tra il gruppo di antagonisti contrari al G7. A lui il giudice per le indagini preliminari, in attesa che si svolga il processo, ha imposto l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Una misura restrittiva della libertà personale, ma soprattutto di monitoraggio e controllo. L'operazione è stata coordinata dall'autorità giudiziaria piemontese e si è svolta in collaborazione con le Digos delle questure di Roma, Firenze, Modena, Bari e Venezia. La vicenda nel settembre 2017 aveva destato grande scalpore in città. Si attende ora la replica dei centri sociali veneziani che avevano aspramente criticato il vertice. Ancora nessun commento invece da parte dell'interessato e dei suoi legali. Si attende di conoscere nel dettaglio quali siano le motivazioni del provvedimento. Prima i veneziani si potrebbe sintetizzare così il nuovo corso di assegnazioni di alloggi pubblici che garantisce più punti in graduatoria a chi abita già in laguna da parecchi anni. Tra i vari punteggi che abbiamo voluto introdurre quest'anno c'è un punteggio aggiuntivo di fino a 8 punti per quei cittadini che risiedono a Venezia da 8 anni, da tanti anni, da 25 in su. Essere residenti a Venezia garantirà più punti in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio pubblico. È un segnale preciso a tutela della residenzialità, quello che arriva dal bando ERP 2019. L'amministrazione tra l'altro ha messo in bilancio 10 milioni di euro per restaurare da qui al 2020 alloggi vuoti o sfitti che potranno così tornare ad essere abitati. È un modo per dare un segnale importante ai cittadini veneziani che con le loro tasse hanno ristrutturato le case pubbliche e che sarebbe veramente scorretto poi vedersi superare magari da altri cittadini di altri comuni che vengono a fare domande magari per vari motivi dovessero essere prima in graduatoria. Al bando generale si affiancheranno a breve 3 bandi speciali a Murano, Marghera e Venezia. Oltre alla residenzialità in laguna, i punteggi premiano le giovani coppie e le madri sole. Il Comune di Venezia ha circa 200 appartamenti, altrettanti appartengono all'Ater, numeri che hanno determinato situazioni che in futuro si vorrebbe limitare proprio favorendo i residenti di lungo corso. Negli ultimi decenni Venezia, avendo molte più case popolari rispetto alla provincia, ha sempre visto un ruolo di attrazione di disagio sociale, di importazione di disagio da altre realtà territoriali e quindi si sono concentrate a Venezia alcune situazioni anche esplosive e quindi anche un modo per evitare che da altri comuni situazioni di bisogno importante anche legato alla immigrazione e altri fenomeni possa concentrarsi a Venezia.
Ed ora una notizia giunta poco fa: 54 naufraghi caricati a bordo della barca a vela Alex della ONG italiana Mediterranea degli ex disubbidienti veneziani Luca Casarini e Beppe Caccia. A bordo ci sono anche 11 donne, di cui 3 incinte ed una in gravi condizioni, e bambini in fasce. L'imbarcazione è stata inseguita da una motovedetta libica a lungo. La Regione è pronta ad aiutare il Comune di Venezia ad applicare il contributo d'accesso alla città, ma sull'ennesimo slittamento della tassa di sbarco il Movimento 5 Stelle va all'attacco dell'amministrazione Brugnaro. Il contributo d'accesso a Venezia, la cosiddetta tassa di sbarco da 3 euro in su, a seconda dei periodi, per i turisti provenienti da fuori regione che non pernottano in città, è slittato per la 3ª volta e da ora una 4ª data di partenza fissata dal Comune per il 1° gennaio 2020. La scelta obbligata, come l'ha definita l'assessore al bilancio Michele Zuin, per i problemi operativi legati soprattutto alle diverse modalità di vendita dei biglietti evidenziate da alcuni vettori, alcuni dei quali hanno peraltro impugnato il provvedimento al TAR, confermano la difficoltà di applicazione del contributo, ma secondo Davide Scano del Movimento 5 Stelle il Comune sarebbe potuto partire comunque. Credo che sia un autogol per l'amministrazione. Il contributo di sbarco poteva essere applicato fin da subito, innanzitutto ai croceristi e a coloro che sbarcano ad esempio con i lancioni Gran Turismo lungo Riva degli Schiavoni. E invece probabilmente l'amministrazione non vuole inimicarsi certe categorie e quindi rimanda tutto, a mio avviso, anche in chiave elettorale. A Cafarsetti intanto si continua a preparare la complessa organizzazione del provvedimento. Controllori del Comune, ad esempio, potrebbero salire sui treni tra Mestre e Venezia per verificare l'avvenuto pagamento. Noi siamo disponibili come Regione Veneto a fare la nostra parte, se serve abbiamo creato anche un tavolo di regia dove all'interno ci sono tutte le ODG regionali, ma c'è anche il Comune di Venezia. Noi siamo sempre stati da un lato favorevoli come Regione, però siamo anche più preoccupati su come viene attuata, nel senso che noi non siamo molto favorevoli ovviamente ai tornelli, però capiamo che i flussi vanno gestiti, e poi la cosa importante è che queste risorse vengano usate per il turismo. Un 37enne di nazionalità rumena è stato arrestato dai carabinieri dopo che aveva tentato di strangolare l'ex moglie durante una vacanza a Caorle assieme ai loro 2 figli minori. La donna, che è stata aggredita in casa con calci e pugni dal suo ex, forse anche annebbiato dall'abuso di alcolici, si è rifugiata in un locale pubblico fino all'arrivo dei carabinieri che hanno fermato l'uomo per tentato omicidio. La donna, che nel frattempo era stata portata in ospedale, è stata medicata e dimessa con 30 giorni di prognosi. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Un arazzo ad uncinetto per aiutare i bambini di pediatria. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Un Filo che Unisce durante la storica festa di San Pietro di Castello a Venezia. Un arazzo tutto fatto a mano dalle donne della parrocchia, che ha addobbato l'antico campanile della Basilica di San Pietro di Castello a Venezia. 160 mattonelle realizzate all'uncinetto e fatte a mano, messe poi all'asta da un prezzo di partenza di 3 euro per aiutare, con tutto il ricavato della vendita, i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia. E questa è l'iniziativa proposta dall'associazione Un Filo che Unisce durante la sagra di San Pietro di Castello. Noi siamo un filo che unisce sia per la volontà di fare cose a mano, sia per la volontà di stare insieme, di creare rete sociale da casa e anche in laboratorio. La vendita di oggetti fatti a mano continua e si può contribuire anche in questi giorni con piccole cifre, dall'euro in su fino a un massimo di 15 euro per i lavori più ricercati. Un'idea nata da un gruppo di mamme a gennaio di quest'anno che si è rapidamente sviluppata. Altro stacco. Così ci è stato proposto di costituire per la festa di San Piero un arazzo, sempre con la stessa tecnica del Granny, che è questa tecnica di mattonelle,
che potete ammirare qui appeso al campanile di San Pietro, un alazzo 5 metri per 15 costituito da 160 mattonelle. Questa passione per il lavoro fatto a mano all'uncinetto ha coinvolto numerose bambine del quartiere e pure un maschietto che segue assiduamente il laboratorio. Un rapporto culturale iniziato negli anni '80 e poi bruscamente interrotto, quello tra Venezia e l'Estonia, che ora riparte grazie anche a un'associazione benefica veneziana. I bambini, si sa, spesso arrivano con più facilità dove gli adulti farebbero fatica. E proprio così, con un'iniziativa dedicata ai bambini, si è creato di nuovo un gemellaggio tra Venezia e la città di Tallinn, capitale dell'Estonia. Un ponte di pace e di cultura, nel segno soprattutto dell'aiuto reciproco e della solidarietà. Lo avviò negli anni '80 l'allora sindaco di Venezia Mario Rigo. Ora l'hanno ripresa in mano coraggiosamente, già con un grande successo nella sua prima uscita ufficiale, il sodalizio benemerito veneziano Biri Biri, insieme all'associazione 42 Venezia Tallinn, guidata da Nathalie Lubentes, quest'ultima nella doppia veste anche di vicepresidente della veneziana Biri Biri. Quest'anno riprendiamo con la scoperta da un libro estone che parla di quel personaggio, Lotte, famosissimo, è una ragazza che viaggia dappertutto e che aiuta tutti che incontra nel suo percorso. I bambini veneziani hanno risposto con grande entusiasmo, molti i prossimi appuntamenti in programma. Siamo qui a Venezia a presentare il libro di Lotte, una traduzione dall'estone di un grande caso letterario. Ed ora parliamo un po' di noi con la novità nella programmazione estiva che la domenica sera si arricchisce con i Papu, 4 spettacoli per festeggiare 30 anni di carriera nel compito più difficile, quello nonostante tutto di far ridere. Questa è geografia, ma c'è la matematica. La matemaca ci dice la tabellina 7, 14, 21, 28. Come mai? Sono tutte le domeniche. Le domeniche in cui siete bloccati a casa vostra, non è che venite a casa nostra. No, neanche noi. Se chiamate, allora, noi veniamo a casa vostra, ma attraverso Antena 3. Attraverso Antena 3, perché inizieranno queste domeniche con i Papu. Con i Papu, sono 4 spettacoli live diversi. Estate con i Papu nella programmazione di Antena 3. La coppia di comici più famosa del nord-est arricchisce le sere domenicali di luglio. Un mestiere sempre più difficile quello di far sorridere la gente, specie di questi tempi. Per fortuna che c'è la politica a dare continuamente spunti tra satira e comicità. Lei le differenze li sfumano tra comici e politici. Qualcuno dice che ci stanno rubando il mestiere. Tanti gli spunti per i loro spettacoli, uno dei quali dedicato alla Zanussi Electrolux, per sorridere ma anche per riflettere. Ma lì c'è da ridere o c'è da piangere su quello che raccontavi? Adesso, oggi come oggi, forse un grande anniversario, nel senso che insomma, è durata 100 anni e dura ancora. Poteva andare peggio, voglio dire. Poteva chiudere prima. Se non arrivavano gli svedesi, forse qualcun altro non ce l'avrebbe fatta, però insomma. Ma c'è sempre bisogno di ridere, c'è sempre voglia di ridere, se no l'uomo diventa una pianta. Far sorridere un'arte che per i Papu è sempre più rara. Gli aspetti artistici, quelli che mancano un po', noi ci campiamo da quanto? Sono 30 anni quest'anno, ragazzi. Quindi vuol dire che la gente ha sempre voglia di ridere, di sentire musica, sentire teatro. È proprio per questo che Antena 3 ha programmato queste 4 sere domenicali davvero speciali. Si parte il 7 luglio dalle 21:15 con il primo dei 4 temi scelti dai Papu. Il primo domenica Lidia e Fernanda che è in Egitto. Siamo andati in Egitto, sul serio. Poi c'è Miss Mas che è tratto dalle puntate che probabilmente state vedendo. Poi c'è Fareste, spettacoli. E poi l'ultimo è l'ultimo colpo di scena. È la storia dei 100 anni della Zanussi. Spettacolo semiserio, molto serio, ma anche molto semi, come gli spumanti semi brutti. Da vedere. Manca ancora un po'. Aspettiamo. Non perdite quindi i Papu ed ora io vi ricordo invece questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio Alessandro Manera, l'assessore all'ambiente di Treviso, si parlerà anche di aeroporto ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.
Benvenuti al Meteo. L'anticiclone torna ad essere maggiormente presente sul nostro territorio e quindi la giornata di venerdì 5 luglio sarà senza precipitazioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sarà asciutto e stabile dappertutto e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi su tutti i settori come ci mostra la nostra grafica. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 34 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà protagonista e il cielo si presenterà del tutto sereno un po' ovunque. Non sono previste piogge anche sulla nostra regione. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime comprese invece tra 30 e 33 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e asciutto. Su tutta la regione splenderà il sole, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 34 e i 35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.